Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in massima allerta. Scontro, siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e dirette dai bastidores del club. Come sempre, il nostro impegno è tenerti davanti a tutti, con tutto ciò che accade nell'universo azzurro. Prima di andare al punto, lascia il tuo like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che sta per arrivare promette di incidere profondamente sulla programmazione di gennaio. Palla da calcio fuoco. Il focus di oggi è sul settore più delicato della squadra di Antonio Conte, il centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Mattino e da altre fonti vicine al club, il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando 5 nomi per rinforzare la zona centrale. E non è esclusa la possibilità di 2 arrivi già nella prossima finestra. L'idea è chiara: ricostruire forza, profondità e freschezza. Soprattutto considerando le assenze che il Napoli affronterà a gennaio, come la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa. Tra gli obiettivi osservati c'è Cissé, un centrocampista giovane, fisico e con margini di crescita, seguito da Manna da diversi mesi. Il giocatore si inserisce perfettamente nel profilo richiesto da Conte: intensità, capacità di recupero e lettura di gioco. Un altro nome molto apprezzato è Manzambi, che sta attirando attenzione per il suo dinamismo e per la qualità nella costruzione. Entrambi fanno parte di una lista strategica che mira ad anticipare i problemi e preparare la squadra al calendario pesante della seconda metà di stagione. Oltre a loro, ci sono altri profili seguiti con attenzione, inclusi giocatori della Premier League, della Serie A e di altri grandi campionati europei. La dirigenza vuole atleti con meno di 23 anni, alto potenziale di valorizzazione e capacità di adattarsi rapidamente allo stile esigente di Conte. Manna sa che il centrocampo necessita di rinforzi non solo per gennaio, ma anche per garantire la competitività futura della squadra, soprattutto dopo gli infortuni e le recenti oscillazioni. La situazione è chiara: il Napoli non vuole improvvisare, non vuole soluzioni rapide e low cost. L'obiettivo è portare giocatori che possano aiutare subito, ma che diventino anche pilastri per la prossima stagione. Con un attacco che potrebbe cambiare e una difesa che potrebbe subire aggiustamenti, il centrocampo è diventato la priorità assoluta della dirigenza. E Conte sta spingendo per avere i rinforzi già nei primi giorni del mese. E ora vogliamo sentire te, tifoso azzurro: quale di questi nomi ti piacerebbe vedere nel centrocampo del Napoli? Cissé? Manzambi? O pensi che serva un altro profilo in questo momento? Lascia la tua opinione qui nei commenti, e se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo, sostieni il canale con un super thanks. Cuore blu fuoco ci aiuta tantissimo a continuare a portarti le notizie più calde sul nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!